Un incontro per parlare di stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali oggi a Favara. A farsi promotore dell'iniziativa, ancora una volta, è stato il sindaco della città dell'Agnello Pasquale, Rosario Manganella, che ha invitato i suoi colleghi sindaci della provincia a partecipare all'incontro. Questo, ha precisato Manganella, è stato utile per fare il punto della situazione reale del numero di precari utilizzati presso gli enti locali della provincia grazie ad un prospetto preparato dagli uffici comunali di Favara e compilato dalle diverse amministrazioni. Inoltre si è potuto parlare dei costi che i comuni sostengono a favore dei lavoratori precari e le eventuali azioni da intraprendere al fine di salvaguardare i posti di lavoro. È una riunione nella quale stiamo rifacendo un po' il punto della situazione anche in ordine a quello che sta avvenendo a livello regionale con la crisi di governo e le imminenti elezioni regionali. E in più perché a livello del Parlamento nazionale, alla Camera dei Deputati, c'è già una proposta dell'ANCI nazionale, dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, che sta per essere vagliata, nella quale proposta si pone innanzitutto il problema della proroga del servizio di questi lavoratori, ovviamente pensando anche a una definitiva soluzione del problema attraverso l'assunzione di tutti questi precari che operano nella nostra terra di Sicilia, perché altrove non ce ne sono. La cosa che di più mi preoccupa è la totale assenza della politica e non solo. L'altra preoccupazione mia è la mancanza degli altri comuni appartenenti alla provincia di Agrigento. Siamo in pochi qua oggi e questo mi rammarica, come se il problema negli altri comuni non esistesse. Noi cercheremo oggi di uscire con un protocollo di intesa, che è quello di programmare una scaletta, che secondo me principalmente il primo punto dovrebbe essere quello di andare a Roma e andare a protestare lì direttamente assieme ai precari, perché è una situazione che un po' tutti i comuni stiamo soffrendo. Sindaco, lei oggi ad Aragona nella duplice veste di amministratore e di contrattista. Sì, diciamo che io vivo questo dramma sotto un duplice aspetto, quello di contrattista in un comune diverso da quello dove risiedo e che amministro come sindaco. Stamattina ho voluto essere presente anzitutto come amministratore della mia città, anche per risolvere problemi di quelli che sono dei contrattisti del mio comune. Noi ci troveremo anzitutto già ad ottobre con un problema. La Regione siciliana non ha trovato le somme nell'ultima seduta del 31 luglio per quanto riguarda la copertura finanziaria degli ultimi 3 mesi del 2012, ottobre, novembre e dicembre, non solo per quanto riguarda i contrattisti ma anche per quanto riguarda gli ASU, per cui dovendoci anticipare il 90% della spesa annuale ci hanno già dato l'80% di questo 90%. E queste somme le dovremmo trovare tra le pieghe del nostro bilancio, stesso discorso dicasi anche per gli ASU, e quindi ci troveremo già a questo problema. Non solo, ma avremo contrattisti con il contratto in scadenza che non possiamo assolutamente rinnovare se non li assumiamo definitivamente. Ciò non è possibile in virtù di quelle che sono le norme dettate dal decreto Brunetta, dalla spending review ultima, e quindi questa è una situazione molto grave che ci troveremo ad affrontare per quanto riguarda l'aspetto sociale. Ci ritroveremo il 1° gennaio con tante famiglie che vivono solo ed esclusivamente di questo assegno e di questo stipendio, che si troveranno il dramma del lavoro. Sono circa 28.000 fra contrattisti e personale proveniente dal bacino ASU. Non si può andare avanti attraverso provvedimenti espressi soltanto dal Parlamento regionale. È necessario un forte negoziato fra il governo regionale e il governo nazionale per abbattere i limiti che oggi sembrano inderogabili. Il primo è quello relativo al patto di stabilità, l'altro è quello legato alle modalità e ai tempi delle assunzioni, per garantire una prospettiva concreta a 28.000 persone che oggi assicurano servizi inderogabili senza i quali i comuni e le aziende sanitarie locali non andrebbero da nessuna parte.